Non edizione di Skepto International Film Festival, forse la novità di quest'anno, la principale, è il marchio MIBACT che vedrete appunto nei nostri materiali e che rappresenta un po' la, passione di Skepto per la cultura riconosciuta dal Ministero per i Beni Artistici e Culturali. Come al solito tantissimi cortometraggi e tantissimi paesi da cui vengono, quindi la novità come ogni anno sarà appunto immergersi nei nostri oltre 120 cortometraggi. Un'altra novità è rappresentata dal fatto che in anni passati abbiamo sempre avuto delle tematiche predominanti. Anche nel mondo dei cortometraggi e della produzione c'erano delle tematiche che andavano di moda, che comunque erano sensibilmente più sfruttate. Quest'anno la grande varietà dei temi e la grande varietà delle opere in concorso ci presenta un tema che è un tema labirintico. Infatti i cortometraggi di quest'anno di Skepto presentano dei protagonisti immersi nella loro quotidianità e messi di fronte a scelte complicate. Questo è un po' il tema che soggiace sotto il claim che abbiamo utilizzato quest'anno, che è Get Lost and Find Your Way, ovvero perditi e trova la tua strada, perché forse l'unico modo per trovare proprio un tema quest'anno è quello di dare uno sguardo d'insieme e recuperarlo alla fine. Come sempre, oltre ai cortometraggi, cerchiamo di fare piattaforma, quindi il nostro interesse non era solo quello di portare a Cagliari una vetrina di corti, ma anche portare al nostro pubblico di Cagliari le persone che stanno dietro questi corti. Quindi avremo ospiti internazionali come Alessandro Haber, che dialogherà all'Auditorium sabato 21 alle 19 insieme a Nicola Guaglianone, il premio Davide Donatello con cortometraggi e lungometraggi. Abbiamo anche altri ospiti, Nicola Piovesan, Nastro d'Argento, che presenterà un film che è tra i nostri finalisti, Attack of the Cyber Octopuses, che è stato realizzato grazie a un crowdfunding. Poi tantissimi ospiti internazionali, venite a scoprirli perché come sempre la giuria di Skepto sarà al completo disponibile a confrontarsi col pubblico durante gli aperitivi cinematografici. I numeri come sempre abbiamo ricevuto più di 650 cortometraggi, ne abbiamo selezionato oltre 100 per presentarveli nei 4 giorni di Skepto, quindi ricordo anche i numeri delle date dal 18 al 21 di aprile a Cagliari. Un altro numero è lo 0 euro perché è un festival a ingresso gratuito, e poi oltre 45 i paesi di provenienza dei nostri cortometraggi con sempre più novità. Quest'anno abbiamo infatti corti e ospiti anche da Hong Kong.